Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata di OE Faidamus De. Oggi nos agattamos a Domunnoasa, una ida di Susulcis Gresiente, de Prusommancu Chimbemizza e 800 abitantes, conoscita po sa famata grutta de Santu Giovanne. E sa ida est impese a su monte Santu Micheli, chi lompe da sa punta massima Prusommancu de 900 metros, ultres de 900 metros sopra de su livello de su mare. E uno de sos locos de interessu umanu est a livello archeologico un raghe de sa domo de Sorcu, ma Domunnoasa est stata finzas già da sedade de su Neoliticu, bivuti già s'antropizzazione, poi si lompere a sedade nuragesa e in periodo prusu attuale teniamo tutto su complesso di sfruttamento minerario che ha costituito parte dell'economia di questo territorio. Siamo in compagnia dell'ingegnere Fiorenzo Casti, che è il responsabile presidente del consorzio Natura Viva Sardegna. Presidente, innanzitutto le do grazie per nos aver ospitato questo zero poi ieri questa bellezza naturalistica. Prima di tutto, possiamo narrare sopra Domunnoasa come ida e come complesso abitativo? Allora, innanzitutto benvenuti, e poi è una cosa importante questo lavoro e poi sicuramente l'utilizzo della lingua sarda è un valore molto nostro. Per quanto riguarda questa ida, veramente una vita che si è formata con la presenza di questo bene importantissimo e poi l'altra cosa che c'è da dire è che è una vita che sicuramente tiene un patrimonio ambientale di grandi valori. Sa grutta è su gioiello di questo territorio. Sa vita è a sud di sa grutta e entro di questo compendio teniamo pure su un che sono Sorcu e che testimonia la presenza dei uomini all'interno di questo territorio sicuramente importanti. Narimoso ha molto dato un poco di importanza della grutta di Santu Giovanne, ma Domunnoasa finza tenne un'importanza a livello ambientale, finza a livello geologico che è stata sfruttata finza da suo punto di annotto minerario, l'economia di Domunnoasa per metà anni attento salminieras come fonte economica. Come è un poco la storia delle salminieras in uno canta al suo e te si estraiata? L'estrazione verrà questa rippica di questo territorio, quindi più un zinco che diventa gli elementi principali del suo lavoro dei minerali. Naturalmente la presenza di questa grutta che collegava a questa parte nord del suo territorio fu sfruttata proprio poi riportare su minerali del nord a sud, quindi una grande aggiuro per questo lavoro. Non tocca dimenticare che in questa stessa zona ci verrà pure l'utilizzo del bosco e poi questo pure sul trasporto poteva avvenire all'interno della Grutta di San Giovanni. Sul territorio però ammettiamo pure altre strade, ma era più impervia, poi ci arrivai da una parte a Satra e noi contiamo che probabilmente la presenza di questa strada che da rendere più importante del suo mondo, non dimenticare che fu questione di 860 metri, la prima in suo mondo per strada carrozzabili. Può dire sia la prima strada a pedaggio del Regno d'Italia, quindi un grande valore del suo territorio, della nostra isola e di tutto questo che sia su noi, perché è importante una grande via di passaggio per i materiali.
Sì, questa è una cosa veramente importante proprio a testimonia che teniamo un patrimonio naturalistico di Portumanno finza sa di avvalorare e fa che conoscere. Fiorenzo, venendo un poco più in specifico, e duca sa fai dante proprio di questa gruta di Santo Giovanni, bisogna tra le gruta sa vinza in suo territorio di Domunnoasa, ma questa è questa più bella e questa più di importo, di interesse. Bisatteros come consorzio mi ha fatto piacere una cosa che in preades scraro a tra limbas può fare conoscere a sus utentes a chi viene a visitare la grutta si può visitare in italiano, inglese, tedesco a tra limbas ma vinzas in sardu. Come nasce da questa proposta, questa iniziativa e esos utentes hanno rimoso accollido con entusiasmo, con partecipazione questa iniziativa di imprare su sardu? Certo, allora, innanzitutto questo che voglio dire è che la lingua sarda è un esempio di un'irari e quindi noi da Subbofiavonni impari a su russo, impari a su polacco, impari a tutte le lingue che ci sono in sul mondo, proprio per rappresentare la nostra storia, la cultura che deve parlare e deve aggregare e deve trasmettere ai nostri figli. Questa idea è un'idea sicuramente importante, è la prima all'interno del suo territorio sardo, come in lingua multimediale, però è sicuramente un simbolo che deve continuare a donare il suo servizio e merabottasa i utenti non scetti con su sardo, ma con su straniero puro, tenendo questa curiosità di intendere saronari, sa particolarità della nostra lingua, una lingua che tiene una storia importante in questo territorio. Sì, la cosa bella è che essendo pure se è una lingua di minoria e non è una lingua come inglese, su tedesco, su francese, su italiano che sono più diffondite e fai data da me da più su persone, però è una maniera che sta pure Fiorenzo può avvalorare come in Naudù la lingua nostra, la vagare conoscere e dunque la vagare finza la cultura fai dante in sardo. Benzo come a un'altra pregunta, chi è un vago più tecnica, sa grutta qual è il periodo quando si è formata questa grutta? Ite vada de ira intro, quali curiosità qual è la bellezza naturalistica di questa grutta? Sicuramente questa differenza di Rottusatras è questa strada che in suo tempo ha disegnato il passaggio dei somini. Prima ancora in Uragicus e prenuragicus da frequentante si vuole riparare e c'è idea naiga c'è tutto uno studio ancora da portare avanti poi tutta questa parte geologica e tutta questa parte di antropizzazione tenendo bisogno di studio scientifico. Noi siamo iniziando, siamo andati prima in Francia, poi siamo andati in Spagna, impari sul gruppo del Speleo Club di Domunnoasa, innanzitutto puoi conosci i Satrus e poi cercare di comprendere chi effettivamente questa grutta tiene questa grande importanza per questo che è interno. L'interno è sempre una cosa, 8 grutte sono belle, 8 grutte hanno delle peculiarità che sono tipiche e ognuna deve essere visitata, tenere su valori unici e non deve questa è più bella o questa è meno bella, è un valore che ogni gruppo terreni vuole tenere delle particolarità che sono tipiche per ogni gruppo che c'è in questo territorio. Per esempio io ho visitato il Sudas, io ho visitato Sumanao, c'è la Gruta di Santa Barbara in questo territorio, ma non ci scaresce che in tutto il territorio sardo può andare in zona del Sogliastra o andare in zona di Alghero e a tante altre con tanta una storia diversa, quindi massimo rispetto e collaborazioni con tutte queste realtà che portano altro valore a questa terra unica.
Sì, questa è una cosa che si può comparsire, che è chiaro che ognuno in suo viticuso il cadavere proprio de vagare in maniera di valorare tutto sa sprenda sa che tiene in Sardegna. Asa mentovato sul gruppo speleologico, Speleoclub de Domunnoasa, canto so pruso manco elementos onde vaghen parte, ite attività vagene e beni vinza da gente da evora, può vagare s'arrampicata a si capillonare in sa rocca. Sul gruppo Speleo Club de Domunnoasa è sicuramente un elemento importante per noi, poiché i nostri consulenti si voluto questa parte speleologica di questa grotta e devo ampliare il lavoro con la presenza di ulteriori consulenti che si occupano di questa parte mineraria, di questa parte di arrampicare e l'arrampicare lavoro diventerà un elemento essenziale per dare servizi. Non si scaresce che possa arrampicare, questo è un territorio sicuramente importante. Con l'apertura della grotta io so di più vietare alcune IAS di arrampicare, però devono tirare altre possibilità. Se sarà ballando può fare una mappa turistica che possa dare informazioni su tutto questo sport outdoor che in qualche modo all'interno di questo compendio, quindi su trekking, su arrampicare o i bikers con la bicicletta che entrano all'interno di questo territorio, vivono esperienza unica con un passaggio sicuramente magnifico. Commentamos che queste proprio sos percorsos naturalisticos si possono fare sia in bicicletta ma finza a pé, dunque ha bisogno di una disciplina che può essere praticata. Fiorenzo, un'altra pregunta relativamente alla questione economica, in su senso che tutto questo patrimonio naturalistico, come si può sfruttare in mezzo in crea economica? Si chiarimos in maniera meda paccata, però è chiaro che tocca da finza a lunare. Come queste istituzioni si possono aiutare a incentivare e dunque a andare innanzi, che è chiaro che finza questi associati, questi consorzi hanno bisogno finza al azzurro per poter andare innanzi e cercare di dare servizi a soschienini. Deponare che questa regione, finza a noi, sicuramente devo sempre a fianco, fai alcuni sviluppi dei progetti, per esempio tutta la parte relativa alla tecnologia, a avvio di queste attività, è stata in parte con partecipare con la regione, con la comunità europea che Santa Giurao. Ciò di Prusu è un bene importante, è un bene che è derotto su, deve essere conservato e tutelato e valorizzato, può produrre attività di turismo, può donare all'incuno posto di lavoro, questa zona è sofferente, però dopo arrivare non tocca essere tutto news e ogni possibilità porterà valori all'interno del suo progetto. Quindi questa è una parte veramente delicata, una domanda importantissima, che le istituzioni si vanno impari al suo consorzio e tutti sono pari arrivare veramente a donare valori a tutto questo territorio, poi a Savini su valori e questo è tutto, non c'è altro, però tocca ad accompagnare con i servizi e con la collaborazione di tutti, questo è importantissimo. Siamo in compagnia con il signor Antonio Massa che ha descritto una bella poesia sopra le salgruttas di Santo Giovanni di Domunnoasa e badate a mentare che oltre le salgruttas a Sarocca che bessinnoghe tutto questa pedra, questa perda come si narra, poteva essere finza sabida in una crae poetica. Come si intitola questa poesia, signor Massa, non la chiarete contare, Paco Paco? Poi no. Vita mia, fiera e rigogliosa vostra sesi, a Ius de Sardegna, di onore terra mammatiglia, fondata in sovrano dei Cicerri, generosa semplice e fiorenti, sicura cammina sagni tempus, de puro antico nomine latino, domus novas reali a sa luce su sole se presente, sul luogo e degno de ammiramento, de vertris campagnas a trigos e frutetos, in monti ti ammiro in saltura, geloso li lengo in segreto, in su scuro de saluta, acqua acqua. Bella, bella. Un applauso bicchiere è una cosa bella questa poite. Quando l'ha fatta in antisi di tutto, signor Massa? Continenti, il suo traballo.
facevo il saldatore, non c'era niente da saldare, allora mi mettevo e facevo qualche frase così. Tu cosa ha fatto questa bella poesia proprio in ammento de Saida de Vostè? La nostalgia, ho fatto 22 anni in continente. Che questa è questa nostalgia finza de sol saldo, quando bessi in fora, po su Un traballo. altro lavoro, bellissimo, posta Sardegna proprio. Tanto non la che raccontare questa pure, che queste occasioni finza sa po'. Terrisolana, reina di Somali, basare sonda, schiavi ni frois, in mese s'azzurro, brilla scherperla, prenda decoro, sposa sincera. Sola compagna, il notte serena, sa luna è salta su cielo stellato, tutti i florio che va liberano. Umbra gigante, nurage in silenzio, a sentinella non ti misurempo, su asuento fischia e canta, ma non ti ingannano. Terrisolana, avevo quasi quasi emozione di vita. Terrisolana, bella e pura, pare una santa, spunta salva, s'aurora bella, forti su soli, tutto ricalenta. Terrisolana, solo con isso, ti vai si bella e sei innamorata. Siamo proprio a intro della grutta, abbiamo fatto qualche metro, poi bier un vago commenteste quali sono le caratteristiche a intro della grutta e siamo a Fiorenzo in un luogo che viene di impreato per questi eventi, siamo in questo sprazzo, di molnare in questa sorta di brazza, in dite consiste di quale evento si fa in Noghe? Questo è il spazio che sono riservato a vari eventi particolari, sì. E ho fatto inaugurazioni noi della grutta nel 2020 e in particolare noi quasi ogni anno si vari su scuole internazionali, sì, che cantano e deve essere un luogo simbolo per questo evento su questa grutta. La particolarità di questa grutta è che la magnificenza, questa musica di sottofondo e tutto questo che ho implementato deve servire per trasmettere emozioni. Sì. Questo è un luogo sicuramente importante e annanti Castendi di guida trovati il bio su Sadrona, è un pezzo importante di questa grutta, ma 860 metri su de bellezza, sa? E di tranquillità si da vivi veramente in un modo particolare.
non di più scaresci che poi 50 anni venire a utilizzare in modo sicuramente non consono per questo bene. A pago devi lavorare a posto, volendo i sparti che diventa sempre abbandonati, donando i valori con il rispetto di questo grande monumento, unico in suo mondo. Questa è una strada che innanzi si poteva percorrere con sa vettura, come invece non si può più percorrere, narimoso è interdetta escraro a su traffico e in che sbuca, di noi che gola da finza in noi imbatte dell'ompe di questo cammino. Io più, diciamo, pure non è che questa strada è stata serrata proprio su monossido di carbonio a creare una serie di problematiche in questa formazione di stalattiti e stalagmiti di questa grutta. Devo invece valorizzare ponendo mezzi elettrici. Questa è una particolare in Pruso che in questa grutta, potresti visitare sinceramente delante persone che in altre circostanze non può intibire questo grande valore di questa grutta. Porterà a trovare l'ompidi in sa foresta del Marganai, è un bosco bellissimo questo puro, c'è mera cosa ancora da implementare, poi da continuare a valorizzare e creare opportunità di traballo per il territorio. Questo ogni anno deve essere un progetto che deve continuare e deve essere sempre di più preservato, aggiurato pure dei sentisi e di tutte le persone che vogliono bene a questo territorio. Una particolare espressione da usare pochini a riabbandonare la Sardegna quando è a lavorare. Noi preferiamo poi che è bene in noi a fare questa visita, questo sono tipo noi le persone importanti, la scienti, la vera sagrutta prima, e poi la grutta è un grande valore per questo pure. Io sento tutta una serie di complimenti di gente che vive fuori dall'Italia, in Germania o altre nazioni, mera felice e sul riscatto poi questo. Poi da Dantibia come vera e tutto questa speranza vera questa di donare su giusto valori e questa è una grande cosa. Bello gusto che bello pure che la gente che viene da fuori apprezza questa bellezza. Fiorenzo, ti faccio un'ultima pregunta. Questo è stato presente di Domunnoasa. Qualche spera per il benitore? Tu te spera per la generazione che hanno bennere qual è stato questo che dà sol giovane e finza questa comunità di Domunnoasa può essere sempre narimoso mezzus che è chiaro che tutto su che dimos in su presente deve essere preservato in su tempo giocata bene. Deve essere una cosa di aggregazioni, toccherà a formare i nostri figli contenti con questo che è su passato, ma andando a pensare sul prossimo futuro, questo è sul valore di questo territorio, quindi i figli devono seguire a investire sul territorio, sul turismo e questo va a portare su bene al suo territorio. La comunità deve essere unita a creare in questo grande valore di questo territorio. Torro grazie all'ingegnere Fiorenzo Casti e come nos spostamos poi a tra bellezas. Siamo in compagnia di Susennore Celeste Franzina, che è un uomine che ha avuto l'evoluzione di come è avuto innanzi, hanno sofaghe, hanno como, sa grutta e di come da quando è in gestione a suo consorzio è stata un'evoluzione pure in senso positivo, posa valoramento. E qual è un ubago questo passaggio, signor Celeste? Come è abito in tutto questo anno in questa grutta? Desde de medas anos che ben già noi abbiamo fatto le scuole in Sabida di Domunnoasa. E questa cosa è cambiata in meglio, poi finché da quando non hanno pigliato in gestione, fu
tutto abbandonato, tutto lasciato andare, preno di bottiglie di birra, cose di cuccia, di cozza e di ogni cosa. Questa gente che è entrata, tanti preservavo, tanti pulia, è un monumento a livello mondiale, e soprattutto 20 persone serie, competenti e professionali, oltre che di una gentilezza straordinaria. E quindi noi dobbiamo ringraziare a questa gente che potevo conoscere ancora questa gruta e si la potevo gozare ogni giorno come veniva un oso. Siamo in compagnia di Carlo Esposito, che è un imprenditore locale di un'attività commerciale in Munnoasa. E queria preguntare a Carlo, abbiamo dato de grutas, abbiamo dato de un luogo che è storia sul territorio del Munnoasa, però un elemento importante è l'aspetto economico. Tu e Carlo, come in esperienza tua, come imprenditore, ite può narrare e ite si può fare e mezzorare qualche cosa vinzasa commente posuchi per tocca da economia e imprenditoria locale. Buonasera, ciao Peppe. Io de mimi c'è de vai mera, poi sul territorio non è sfruttato nulla. Noi svoltiamo una macchina di corsa e se uso firmo, dare ne firma questa macchina. Filo nostro sono partendo ancora in Germania, o in su 2022, deremo una coppia di amici. 22 anni e funtando in Germania non può scelta, poi in noi non ha tanta nuda. Ecco, questa è una cosa che fa di male a me, del babbo di famiglia, a me, del cittadino del Munnoasa, dei Susucis. Ripeto, c'è da fare mera secondo me, sicuramente questa banda era pubblicizzata, dopo si domandava ai turisti de bene noi e della pazienza, poi noi siamo figli di minaroi, di operai, non teniamo ancora questa cultura di uscire a ricci. Per il resto ci ne può ogni gusto, bicicletta, a piedi, a quadro, in moto, bici elettrica, può ogni gusto, dipende domandare. Questo territorio non è conosciuto come questa Costa Smeralda, però questa è la Sardegna, arrivati dalla Sardegna è giusto che vengano a dubbi ad apprezzare. Sì, questo Carlo Casanau è una cosa a me data in Portuga, va da considerare che su Sulcis ischimo bene, è già un territorio desoghi, proprio criticità, però tocca a mudare questa criticità in qualche cosa di positivo e duca a fare impresa o fare qualche cosa di nuovo, è meta difficile che ischimo bene, sa burocrazia, meta ostacoli, finza burocratico che non permettono a meta imprenditori di sviluppare qualche progetto. E tu, in esperienza tua, qual è un luogo s'idea che tienes per lo sviluppo della tua e del gusto del territorio, Carlo? Allora, questa burocrazia non tengo questa medicina adesso. Però ci sono cose che vorrei fare in noso che si deve rivolgere a altra gente. C'è quello che viene di due domus e una da volta sfitta. Poi non durene solo rosengo instamente all'inari, che questo è in grado di ospitare gente e sa gente che viene, apprezza sul territorio e fa l'ompi a altra gente. E questa gente andrà a pigliare il caffè, andrà a papà al ristorante, andrà a fare il giro in bicicletta. Conoscere sul territorio e sul territorio poi si onora a papà. Che non si deve più partire fuori, torna che uno parte di fuori, poi fai esperienza, banda bene. Ma che in su 2022 funta ancora partendo di fuori che una cosa è funzionando male o non è funzionando con nulla. Quindi chi di dovere sarà da pinare come si deve muovere. Oppure, ripeto, chi ne rende questa possibilità di si vanno in gioco. Poi la sarà sarà donata a papà sempre e noi non da Zeus apprezzando. Questo è il mio... Este su barra è giusto che poi il problema del spopolamento in Sardegna è un problema veramente manno, non è solo do Munnoasa, pure si deregente fai dante con su sindaco dei musei che è una ida a faca do Munnoasa, mi vunande che questo è un incontro tendenza che a me da le anadomo i musei eccetera. Però la tendenza è questa che sospicciò cosa si candana a fora per cercare possibilità di tribaglio. Carlo, un'altra pregunta, tu sei
finza un fruidore, come si narra, di tutta questa bellezza naturalistica, andas a pé, andas in bicicletta, conosce bene tutto sul territorio che besti in Noghes, al Gruttas, in Desegus, per De Gerbu, dunque bisogna medas cose da visitare. Si deve dare un gussizzo a chi da in Noghe, caleste un percorso naturalistico o sos percorsos che due gussizzas e che costituiscono un interesse po' poluire, po' biere la bellezza di tutto questo patrimonio ambientale? È una domanda difficile da rispondere, questa cindemeras. Tenemos la possibilità di partire da vita del centro storico, l'ompini in Montisi, nei Montisi visto che sono rilassati non un nostro, sono traballante, in minieras, eccetera, e l'ompi a mari. In bicicletta ci l'ompi, se si vende su monti e tutto vari si vede su mari, è una cosa che non credo che si abbia in ogni parte del mondo, è una cosa unica. Quindi a chi ne viene di noi non si portare un bello zaino, mano, con ganna di apparallare o di camminare o di senza quadro e si portare due sogus, poi scetti due non basta, altro uso di scorte entro su zaino, poi di arere su ti freni di sogus e su coro. Devo da pensarci. Deo prima della Sare Carlo, infatti innanzitutto ti torno grazie, ma un'ultima proprio pregunta, si spera insomma la generazione si gana bene, depois il figlio nostro, so caleste augurio che tu vaghe a questa comunità di tua, come cittadino, caleste idea di domunnoasa po subvenidore, chi te ne stue? Non domunnoasa chi bi un deo, ma non po' grasi, dedemo li bioi. Non dobbiamo questa gente quando passa sorride. Ti pensare i renti si pregiano, non i renti strintus. Chi lompanta tranquillamente a fine mese. Serenità. Auguro questo a Domunosa. Serenità. Poi si do meritaus. Grazie a Carlo, grazie a Meda. E finza so abbiamo accabato un'altra puntata di OFDamus De, è stato un numeri e meda di interesse su questo che abbiamo visto al Gruttas, abbiamo visto finza scalesunus as prospettivas, un modello di sviluppo che deve essere in tutto questo territorio, che deve essere avvalorato, deve essere potenziato finza sos servizios, finza tutto la bellezza a livello naturalistico. Da Domunnoasa Deo, vostro grazias po nosare seguido e bol da appuntamento a sa prossima puntata. Adios.